A te l'Apostolo, capitolo 5. Ombruie e Anania e Safira. Nonna, che si chiamava Anania, che si era insurata con Safira, venette una proprietà che teneva. E poco consenso della moglie, una parte che era nera che aveva indruidata, sa tenette per essa, e un'altra parte invece, e mettette innanzi a Pietro l'Apostolo. E Pietro le dicette: Anania, perché ti sei lasciato in busta a diavolo, che è trasuta così forte in tuo cuore tuo, che ti ha fatto rigere bugie innanzi allo Spirito Santo, e ti sei mantenuto per te una parte, e tutti quelli denari che avevi indruidato. Prima che tu venissi che la terra non era la tua, e roba che era venuta, tutta era nera, non erano le tue. Perché in tuo cuore tuo pensate a fare sta cosa? Tu non hai fatto scema all'uomo, ma hai fatto un peccato rosso innanzi a Dio. Come sentette queste parole, Anania caretta in terra e morette, muschiando assai rossa che retta in gola a tutti quelli che stavano vicino a chista. E che giù, sai zaina, la ravunai rinda un lenzuolo, o portai fuori e l'atterrai rinda una fossa. 3 ore a roppa succedette pochi stuato fatte. La moglie sua, che non sapeva che era capitato, un marito suo, trasette rinda a casa dove stavano tutte latte. Pietro le dicette: perché vi siete accordati per tentare lo spirito dello Signore? Ovvicanno, avvicina la porta, stanno arrivando quelli che hanno atterrato a marito e mo stanno trasendo per portare pure a terra in la stessa fossa. Andrà satta, caretta innanzi ai Pietro e murette pure questa. Quando trasettano quelli giù, la trovano stesa in terra, la portaino fuori pure a questa e l'atterraino avvicino al marito suo, muschiando si spannette per tutta la chiesa in gola a tutte quelle che venettano a sapere sti fatte. E i miracoli dell'Apostolo. Parecchi miracoli e prodigi succedevano in mezzo a tutto il popolo per mezzo di l'Apostolo. Tutta gente che credeva si fermavano tutti insieme sotto la porta di Salomone. Ma in mezzo all'altro, nessuno di loro tenevano coraggio di s'unire insieme con loro, pure se tutto il popolo regnava allora a Erolia. E a così si aggraneva sempre più un numero di tutti gli uomini e tutte quelle femmine che credevano in Dio Signore. Zino a quello punto che la gente ha cominciato a portare i malati in chiazza e mettevano in coppa strapuntina e in coppa lettine, perché quando Pietro passava, tutti quegli malati stavano buoni, pure se solo l'ombra di Pietro cadeva in cuore a loro. Pure tutti quelli che si trovavano in città vicino a Gerusalemme correvano là, portando i malati e persone imbussate, spiriti infame, e tutti questi malati stavano buoni una volta. Apostolo incarcerato e liberato un angelo. Tanne, sai, sommo sacerdote e tutti quelli che stavano alla parte sua, a rocchie dei Sadducei, con fela in coppo musse, facettano arrestare l'Apostolo e facettano inserire in un carcere. Ma rinda notata, l'angelo Signore, spaparanzai e portano carcere, e pigliai per mano, e portai fuori ricetta a loro. Iada venne, e mettitevi a pregare innanzi a tutto il popolo, tutte queste parole della vita. Sentenne questa, trasettene rindo o tempio, al bagno giorno, e si mettettero a pregare parole di rinda a chi lo tempio. Quando arrivai il sommo sacerdote, insieme con tutti quelli che stavano nella parte sua, chiamai tutti quelli che facevano parte dei sinedri e tutto l'uomo che ho basato in tre figli di Israele. Mandai nei guardie in carcere a pigliare chi l'apostolo, ma che li guarda arrivati in carcere, non trovai là dentro, e tornai in rete e ricettano tutti i sinedri. Noi abbiamo trovato tutte le porte del carcere inserrate, e tutte le guardie che stavano ognuno posto loro innanzi alla porta, ma quando abbiamo raputo la porta, non abbiamo trovato nessuno là dentro. Quando sentettero queste parole, il comandante delle guardie, lo tempio, e tutte le capre priete si dimandavano sconcertate che volesse ricevere sto fatto. Quando arrivai innanzi a loro, nome, caricette, o viccanne, che l'uomo che voi avete messo in carcere, in questo momento, stanno lezionando tutto il popolo in tuo tempio. Gli apostoli innanzi ai sinedri. Subito capro tempio scelse che guardie portai fuori l'apostolo, ma senza usare violenza, perché tenevano assai paura la gente, che potessero pigliare appretata. E portai un'altra volta innanzi ai sinedri. Chi lo sommo sacerdote ha cominciato subito a dicere a loro: noi vi avevano comandato chiaro e tunne, e non a lezione che il popolo rendo nome Cristo, e ovvicanne voi avete rignuto tutta la città di Gerusalemme con questa dottrina vostra, e volete pure fare in gola a noi tutto il sangue di quest'uomo. Pietro, insieme a tutta la apostoli, rispondette dicendo: noi abbiamo sta a sentire a Dio piuttosto all'uomo. O Dio tutte le pate nostre ha fatto risorgere Gesù, che voi vi accisa appendendolo in coppa una croce. Ma Dio l'ha alzata vicino a essa e l'ha fatta davanti al capo del Salvatore,
per tutto il popolo di Israele e a razziare e si convertì o perdono tutti i peccati suoi. E tutti chi si fatta si è attestato noi o Spirito Santo che Dio ha mandato ancora a tutti quelli che si mettono sotto il potere suo. Quando i giudici del tribunale sentettano e dicero che queste cose loro si incazzarono tanto assai che volevano pure far uccidere. Intervenne Gamaliele Rosinedria. Ma rindo a quello tribunale c'è un fariseo che si chiamava Gamaliele e che era un maestro legge, assai apprezzato in mezzo a tutto il popolo. Chiste, sai zaia, e roba che avevo comandato a far fuori per un momento che gli apostoli ricetta a loro. Uomini di Israele, apparate buono a quello che state facendo contro quest'uomo. Qualche tempo fa venette una certa deuda, eppure si diceva essere coccoruno, e attorno a chiste si venettero quasi 400 persone. Ma poi fu acciso e tutti quelli che si erano lasciati a fatturare a chiste scomparettero commovente. La roba a chiste venettero una certa Giuda, a Galilea, proprio quando si stava facendo il censimento. Eppure chiste costrignette parecchia gente a pressa essa. Ma quando chiste murette, tutti quelli che si erano fatti a fatturare a chiste furono tutti quanti sparpagliati. Ma per quando importa il caso oggi, ho visto quello che veriga. Non pensate a quest'uomo, la strada per fatto loro, perché se questa dottrina e tutto quello che loro stanno facendo viene all'uomo, che essa sarà presto inzuffunata. Se invece questa viene a Dio, state sicuri che voi non ci farete mai ranzuffunare. Non vi mettete perché essa guerria contro Dio. Questo consiglio piacete a tutti quelli che stanno in al tribunale. Facettene perché essa chiamano da chi l'apostolo e roba che avevano fatte frustiare, comandai a loro non parlare più in nome di Gesù Cristo. E poi mandai a casa. Ma loro se ne jettano rinda chi lo tribunale, tutte priate, perché pure loro avevano avuto l'onore di essere state insultate per l'amore del nome di Gesù. E ogni giorno, rinda tempo e rinda a casa, non si stracquavano mai a lezionare a gente e portare la buona notizia, che Gesù era il Messia, o consagrato Dio.